Oggi riprende un servizio importante non solo dal punto di vista dell'integrazione e della sostenibilità, ma anche dal punto di vista turistico per la fruibilità di questo territorio. Sì, direi anche finalmente, perché negli ultimi anni era stato interrotto a causa o grazie, diciamo, perché comunque sono tutti investimenti che vanno a favore del territorio, dell'elettrificazione. Da quest'anno finalmente ritorna a pieno regime e se ci guardiamo intorno vediamo anche quanto era atteso questo servizio, perché l'affluenza oggi, io sono partita da Venezia, ma in ogni stazione c'era una miriade di biciclette che salivano, un servizio importantissimo per la promozione del territorio, per il turismo e anche per chi ama godersi una giornata fuori casa con una gita meravigliosa lungo la ciclovia delle Dolomiti, perché concordo che questa ciclabile è una delle più belle del Veneto, se non la più bella del Veneto. Poi godersela con una giornata così oggi sarà davvero strepitoso. Negli anni scorsi i numeri di questo servizio sono sempre andati in crescendo, quindi ci auguriamo che anche quest'anno, che segna la ripartenza, siano numeri in crescita. Il dato secondo me più significativo è che si dà la possibilità alla gente di utilizzare il mezzo pubblico per raggiungere un territorio che lei l'ha visto prima di diventare assessore, in primi anni in cui era assessore, era un territorio che chiedeva il mezzo pubblico. Assolutamente, c'è stata sempre una forte richiesta, è un territorio che è molto sensibile al trasporto pubblico locale, lo chiede a gran voce e in questi anni abbiamo fatto un grande lavoro, perché credo che nel momento in cui le istituzioni si siedono al tavolo, si confrontano e cercano delle soluzioni ovviamente attuabili ai problemi che ci sono, poi le soddisfazioni arrivano non solo per gli amministratori ma ovviamente e in primis anche per i cittadini. Una battuta sul treno delle Dolomiti? Ma il treno delle Dolomiti stiamo andando avanti, nel senso che noi fronte regione con RFI stiamo andando avanti sull'approfondimento e lo studio sul tracciato, quindi quel tavolo tecnico che era previsto dal protocollo, il protocollo è stato firmato l'anno scorso a fine anno e contiamo appena ci saranno i primi risultati di poterli esporre. Sicuramente il treno delle Dolomiti è una sfida importante, perché dobbiamo cercare di trovare quelle giuste politiche che incentivino l'uso del mezzo pubblico a discapito del mezzo privato.